Amici di sportriver.biz e sportriver.biz channel, ben ritrovati all'isola che galoppa per continuare il racconto delle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre all'ippodromo di Chirivani. Abbiamo raccontato ciò che è accaduto per quanto riguarda gli anglo-arabo. Ora racconteremo nella puntata odierna delle vicende riguardanti il puro sangue inglese e il puro sangue arabo, con uno sguardo anche a Capannelle per celebrare la vittoria di Bellimbusto, portacolori della scuderia sarda di Gaetano Ledda. Ma partiamo subito per celebrare, è il caso di dire, la vittoria di Bella Gioia, la purosangue arabo di 3 anni che si è aggiudicata la corsa internazionale sui 2400 metri. Davvero un'ascesa incredibile questa di Bella Gioia, che timbra questa importante corsa. Qua stiamo vedendo le prime fasi dove Tara Z ha preso il comando delle operazioni. Mancavano i bottiani, questo non è un elemento da sottovalutare, ma non toglie nulla alla vittoria di Bella Gioia, che sin dalle prime battute si è resa protagonista correndo a ridosso del portacolori della scuderia Claudia Baduler CPS, che è andato lui davanti rispetto al favorito Conan Baduele, ma Bella Gioia si è mantenuta sempre lì a contatto. Abbiamo visto anche al primo passaggio davanti alle tribune lo scarto di Bantu Dezzamaglia, che ha coinvolto anche Borello di Barbagia. Tarased ha proseguito la sua marcia fino alla retta opposta, dove viene avvicinato da Baudelaire CPS. Bella Gioia sempre in terza posizione. Bantu del Samaglia richiesta maggiore impegno per seguire il ritmo. Ora Michael Rossini inizia il suo capolavoro tattico, perché si accorge che l'andatura di Baudelaire CPS è abbastanza brillante, quindi inizia ad avvicinarlo per non perderlo di vista, per poi passare a metà curva. Come stiamo vedendo, degli inseguitori, quella che viaggia in mano è Barbara, che ora sale in terza posizione, mentre è già montato Conan Bailuele. Bella Gioia attacca i lati Baudelaire CPS, stiamo vedendo, e ora passerà in vantaggio nei confronti di Barbara, mentre più staccato Conan Bailuele è costretto a un grande recupero. Si entra in retta, Bella Gioia sotto la spinta di Michael Rossini fa il vuoto, scava un abisso tra sé e gli avversari. Baudelaire CPS mostra qualche limite caratteriale all'interno, sbuca Conan Bailuele, che si dovrà accontentare della seconda posizione, ma è una passerella, un'autentica passerella sotto l'ovazione del pubblico, quella di Bella Gioia, che viene a vincere meritatamente nei confronti di Conan Bailuele, Baudelaire CPS e Barbara. Questo è l'ordine d'arrivo di questa condizionata internazionale riservata ai purosangue arabo. Bella Gioia vince la sua seconda corsa in carriera in 5 uscite, una figlia di Firindeo e Missambra da Ambra Bairubis, allevata dal signor Tonio Contini, quindi complimenti anche all'allevatore. Aveva un ripercorso in occasione della vittoria di Sassari, un po' la storia, la genealogia di questo allevamento. Il training è quello di Cosimo Congiu, in connection con Gabriele Hoppes e Gianluca Mureda. Qui vanno i complimenti, così come fanno i complimenti ai proprietari Roberto Moro e il signor Sebastiano Giobbe. Ovviamente i complimenti anche a Michael Rossini. Dunque, per Bella Gioia ci andiamo ad ascoltare le parole di Michael Rossini e quelle di Gabriele Hoppes. Alla grande, Michael Rossini, Bella Gioia, una bella vittoria più che altro. bella vittoria, sempre più forte, non a distanza, è proprio un fenomeno. Senti, si pensava fosse un po' lunga il 2004. No, invece no, è meglio. Invece ha vinto di mezza addirittura. Sì. Un fenomeno. Ascolta, mai preoccupato in corsa? No, pensavo che magari qualcuno mi venisse dietro, invece mi sono tirato a metà addirittura e ho già fatto il vuoto. Sì, complimenti Bellissimo, Michael. Grazie. Gabriele Hoppes. Bella Gioia, una bella vittoria, una bella sorpresa, insomma bello tutto. Sì, bellissimo. Oggi eravamo un po' preoccupati per la distanza, perché non abbiamo mai corso 2004, sai, poi trovano un po' di categoria, però anche se li abbiamo battuti eravamo un po' titubanti. Invece ha dimostrato che fa la distanza e che ha fatto anche il voto.
ha corso benissimo. Ha vinto di mezza addirittura, tra l'altro, una corsa che sicuramente ha detto che Bella Gioia fa la distanza e che la lancia forse tra i protagonisti degli arabi 3 anni di quest'anno. Sì, penso di sì, adesso vedremo più in là, faremo il derby e speriamo di riconfermarci. Niente, la cavala, poi è una cavala che tutte le volte che corre viene sempre avanti e si migliora sempre. Dico, è una cavala molto generosa, molto di cuore, lotta, ha delle belle qualità. Senti, avevate delle belle sensazioni positive, si sono dimostrate in pista. Sì, eravamo fiduciosi, sai, però l'ultima volta abbiamo corso a 1.800 e abbiamo perso da un cavallo buono, però siamo di Massimiliano che è arrivato forte in fondo e un po' ci preoccupava quello. Niente. Invece lei è uscita bene anche la corsa, una corsa con un po' di andatura e quindi è venuta bene. Sì, non resta che fare il complimento a tutto il team Congiu, a te, a Luca, vuoi ringraziare qualcun altro? Proprietari. I proprietari. E complimenti anche all'allevatore. Bene, abbiamo sentito Michael Rossini e Gabriele Opes per questa vittoria di Bella Gioia, davvero una gran cavalla che ha dimostrato sin dal debutto di avere qualità importanti e ora l'attende il grande ballo quando andrà a confrontarsi con avversari più tosti, ma comunque per ora un inizio di carriera davvero entusiasmante, questo di Bella Gioia. Complimenti a tutti e passiamo all'altra corsa internazionale, l'ultima del convegno di sabato 6 settembre che vedeva a confronto il puro sangue inglese di 3 anni e oltre. Infatti stiamo sentendo anche la voce di Tore Budroni, dove favorita ovviamente era Bunora dell'Algher, che si avvalsa del gioco di scuderia, ovvero il classico ormai, quello di Crasso dell'Algher, di andare davanti a sveltire il ritmo, inseguita in questo momento nella parte opposta delle tribune da Bacon, Heart of Stone, Land of Giant. Stiamo vedendo i protagonisti di questa corsa nelle prime fasi, con Bunora dell'Algher che già sta sotto il treno di corsa guidato da Crastu dell'Algher, piegata di fondo. Crastu sempre davanti nei confronti di Bacon, all'esterno Land of Giant, Bunora dell'Algher che prende la scia di Land of Giant, Nino Murru in sella, per poi sprintare come al suo solito a centropista negli ultimi 300 finali. Si entra in dirittura, vediamo Bacon che prende qualcosa di vantaggio, attaccata all'esterno da Land of Giant e Heart of Stone non sembra non trovare spazio, all'esterno invece si ingamba come appunto un classico, il suo solito scatto risolutore di Bunora dell'Algher che lascia tutti lì e viene a vincere nei confronti di Land of Giant. Per il terzo emerge Kim Superstar che aveva viaggiato in coda al gruppo per buona parte della corsa, e al quarto si è mantenuto Heart of Stone. Stiamo vedendo il replay, la grande puntata di Bunora dell'Algher che centra la sua terza vittoria consecutiva dopo il BBA Italia e poi il palio dei Candelieri a Sassari. Ora si aggiudica anche questa importante corsa per la portacolori della scuderia il portacolori della scuderia San Giuliano, in sella Nino Murru. Quindi una bella vittoria per la 4 anni da Battle of Marengo e Rosbach, decima in carriera per Bunora dell'Algher. Insomma, una cavalla che sicuramente si è dimostrata ancora una volta il miglior soggetto per quanto riguarda il puro sangue inglese in Sardegna. Noi ci andiamo a sentire per Bunora dell'Algher, Nino Murru e le impressioni del signor Domenico Manca, titolare della scuderia San Giuliano. Non c'è nessuno. Nino Murru, doppia di giornata con le tue regine. Davvero, Verbena e Bunora sono due cavalle che ci danno delle soddisfazioni che non finiscono mai. Lei oggi davvero molto penso. Ci credevamo tanto con Leonardo, con il signor Domenico, la cavalla aveva lavorato bene, poi le ultime prestazioni lo dicevano. Il treno di corsa era perfetto per lei, in curva traccheggiavo perché andavo bene. Senti, Scatto da paura come lo fa sempre. 1500 il BBA, 2000 l'altro giorno, oggi 1800. La Triple Crown salta. Esatto. Era tutto, poi la cavalla è maturata e adesso è più gestibile, si adatta di più alle distanze sia brevi che più lunghe. Sì, non c'è nulla da dire, No, complimenti. no. Complimenti anche a te.
Signor Domenico Manca ai colori della San Giuliano per questa vittoria, l'ennesima di Bunora dell'Algher. Sì, l'ennesima di Bunora dell'Algher, ma per voler essere diciamo più espansivi e più diciamo credere nella scuderia, avrei preferito fare una doppietta anche oggi. Mi scusi, ma mi sento oggi adesso a caldo a dire determinate cose. Però bene, Bunora, Tris. Bunora e Tris, diciamo che nonostante fosse carica, di 62 kg, ha dimostrato che è una cavalla di categoria certamente superiore. Sì, lo dice la carta, Sì. Vince il Gran Premio Regione Sarda, vince il BBA Italia, vince il Palio del Candeliere, ha vinto questa corsa importante per la categoria. Quindi non resta che farvi i complimenti per come state andando, Grazie Bruno, grazie. Forse uno dei migliori inizi di... Speriamo di questi qui che si finiscono bene l'anno. Progetti per Bunora? Progetti per Bunora, al momento aspettiamo che finiscano le corse qui in Sardegna e dopodiché andremo certamente fuori a Pisa, Milano. Ok, complimenti. Grazie. Bene, abbiamo sentito Nino Murru e il signor Domenico Manca a caldo, rammaricato per non aver centrato l'ennesima doppietta stagionale con Crastu dell'Algher, ma sicuramente contento e soddisfatto di Bunora dell'Algher, che dimostra davvero un valore immenso per la categoria isolana e chissà che ora è pronta a colpire anche in altri palcoscenici. Restiamo sempre in tema San Giuliano, perché domenica la corsa a clou è andata a Baroc dell'Algher, non a caso era il premio San Giuliano. Stessi colori, stessa connection, Nino Murru e Leonardo Chessa. Qua stiamo vedendo le prime fasi con Blue Airfield che prende la testa, va davanti il figlio di Blue Air Force nei confronti di Baroc dell'Algher, che subito si mantiene in prima linea, seguito in questo momento da Angeliu Temujin e Sud Sound System, che risaliva per corsia esterna. Addirittura opposta alle tribune, quando si imbocca la piegata di fondo, con Blue Airfield sempre davanti. Baroc è già accompagnato da Nino Murru per tenere il ritmo, per un cavallo che va sicuramente mantenuto nel vivo dell'azione, perché abbiamo visto anche a Sassari nei 2000 metri più o meno ha ripetuto la stessa prestazione. Blue Airfield si presenta in testa al comando all'esterno, progredisce Baroc dell'Algher che ancora più all'esterno. Angeliu li sferra all'attacco, ma si difende bene Baroc dell'Algher nonostante i chili. Nino Murru alla frusta in questo momento trova la reazione di Baroc dell'Algher, che risponde e respinge un ultimo Angeliu. Per il terzo devo dire positivissima la prova di Blue Airfield a precedere Temujin, se non sbaglio, adesso bisogna avere il replay, questo mi è sfuggito. Quindi sì, Temujin. Quindi vittoria per Baroc dell'Algher, non a caso fratello pieno di Bunora dell'Algher, i due fratelli fatti per vincere. Questo è un 3 anni che ha battuto gli anziani, quarta vittoria in carriera, terza stagionale per Baroc dell'Algher. Ha regalato la 10ª vittoria stagionale alla San Giuliano anche a Leonardo Chessa, quindi complimenti davvero a tutto il team San Giuliano, che ormai non è più una sorpresa, anzi è una conferma continua del buon lavoro fatto ed eseguito fino ad ora da tutto il team. Noi ci andiamo a ascoltare di nuovo Nino Murru e questa volta abbiamo sentito Leonardo Chessa. Nino Murru, Baroc dell'Algher, nonostante i chili l'ha portata a casa dopo un bel duello con Angeliu. Sì, mi piaceva molto Angeliu. Bruno, il cavallo sta maturando, lo dimostra corsa per corsa. A Sassari era venuta una corsaccia, quindi non è ancora adatto a fare quel tipo di corsa. Però pista scorrevole come Chilivani, un discreto cavallo. Senti, ti abbiamo visto subito metterti in prima linea. Sì, Leonardo mi ha detto di montarlo così Ha abbiamo pagato. avuto ragione. Sì, quando si vince sempre. Quindi, No, però bene, dai. sì, ieri la sorella, oggi lui, complimenti. Sì, dai, 2 bei giorni. Leonardo Chessa è lo strano caso del destino che Baroc si vince il premio della San Giuliano. Ci abbiamo creduto, comunque è un cavallo che da troppo aveva rinviato questa categoria, ci ha corso già un altro paio di volte, però non gli è venuta proprio una corsa pulita. Oggi comunque abbiamo studiato di stare subito sulla prima linea in attacco da subito e
la decisione non è stata sbagliata. Un cavallo comunque che gli piace Andatura. galoppare andatura e comunque subito lui si incarognisce quando è sui primi, dietro gli piace un po' fare un sonnellino e poi non viene più avanti. Senti, aveva vinto così più o meno il Leonetti, se non sbaglio, andando sempre, seguendo bene l'andatura, e poi c'è questo spunto finale. Oggi sarà combattuta con Angeliu, quindi Oggi ha combattuto con Angeliu, che è un valido rivale, comunque sulla carta un ottimo cavallo, nonostante i chili la gioventù paga sempre. sì, ha dimostrato davvero di andare forte. In più 1600 lui si pensava che fosse più da distanza, invece si No, ma mostra. lui fa più distanza, oggi si è un po' adattato alla distanza, lui è un cavallo un po' come la sorella, gli piace un po' fare qualche metro in più, però Quindi una bella 2 giorni, dai. sì, non ci lamentiamo, dai. 10ª, quindi avete raggiunto le 10 vittorie stagionali. Complimenti Leonardo di nuovo e niente, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Bene, abbiamo sentito Nino Murru e Leonardo Chessa, abbiamo celebrato la doppia in questa 2 giorni di Chilivani dei Puro Sangue Inglese della San Giuliano, che hanno vinto le corse più importanti che c'erano in programma. Quindi complimenti nuovamente a tutti, complimenti soprattutto a Bunora dell'Alghera, a Baroc dell'Alghera, che stanno davvero facendo grandi cose. Passiamo ora ai Puro Sangue Arabo anziani, perché nel convegno di domenica c'era una prova loro riservata, una reclamare sui 1600 metri, dove c'è stata lotta vera tra Zambra e Vulcano by Bonorvesu. Come vedremo poi nel finale, la vittoria poi è andata, i giudici hanno dato la vittoria a Vulcano by Bonorvesu, che di cortissimo muso ha giustiziato Zambra. Noi stiamo vedendo le prime fasi con la grigia Zambra davanti nei confronti di Zaffiro De Lottas, Aldebaran, Vulcano by Bonorvesu e Valentino Balgonare che seguiva all'attesa. Addirittura apposta si entra nella curva finale, Zambra davanti nei confronti di Zaffiro De Lottas, si mantiene all'interno Vulcano by Bonorvesu. E dovete stare attenti appunto quando i cavalli si metteranno nella retta finale, perché Vulcano Bonorvesu sfrutterà proprio la fase interna, la parte interna del tracciato. Zambra sembra viaggiare bene in mano di Gavino Sanna, si presenta in retta al comando nei confronti appunto di Zaffiro De Lottas all'interno da Vulcano by Bonorvesu. Inizia qua il duello tra Zambra e Vulcano by Bonorvesu, con Zambra che è sempre davanti nei confronti di Vulcano by Bonorvesu, che è interpretato da Antonello Fadda, che con grinta e grande spinta energica riesce a mettere quel tanto che basta per avere ragione di Zambra, che è sfortunata davvero in questa circostanza, perché alla fine merita davvero la vittoria per come sta andando. Quest'anno è ritornata dopo un problema fisico che l'aveva allontanata dalle corse nella stagione dei 3 anni. E questo è un altro secondo posto, davvero se lo meritava anche Zambra, ma la vittoria alla fine è andata a Vulcano by Bonorvesu, che ha raggiunto la sua 6ª in carriera e la 2ª stagionale. Colori allevamento dei fratelli De Riu di Bonorva, in sella Antonello Fadda, quindi Vulcano Bonorvesu batte Zambra, Zaffiro De Lottas e Valentino Balgonare. Ricordando che Vulcano by Bonorvesu è un figlio di Bonorvesu ed è estasiata. Noi ci andiamo a sentire Antonello Fadda, sono andato a intervistare a lui perché l'impressione visiva era che fosse più netta di mezza testa, mezza incollatura, insomma quello che era Vulcano by Bonorvesu, invece alla fine è davvero pochissimo, un niente, quasi inseparabili i due. Comunque abbiamo azzeccato perché siamo andati a intervistare Antonello Fadda e poi abbiamo sentito il signor Franco De Riu, proprietario e allevatore di Vulcano by Bonorvesu. Antonello Fadda, sembra che hai vinto tu. Mi sembra di sì. Senti, Vulcano non tradisce mai. C'è una bella sintonia con lui, dai. Senti, siete dal percorso interno, è stata una mossa per... Quello che c'era a largo mi teneva sempre lì e l'unico spazio era all'interno e ho provato e è andata bene. Sì, complimenti, bravo Lello. Franco De Riu per Vulcano by Bonorvesu. Senti, prima vittoria a Chilivani. No, Aveva già vinto, quindi si ritorna alla vittoria a Chilivani. Cosa ha sofferto allora, testa a testa con Zambra? Però lui si dimostra... lui sa quel che deve fare, poi con lei lo va in sintonia perfetta, questo cavallo lo monta lui e cammina, non riesco a capire, arriva sempre al palo. Un po' difficile da montare, anche oggi stava facendo
le bizze. Dei bizzi. Se passa all'interno deve stare così, ha bisogno di un po' di spazio, fa sempre il suo su tutti i giochi. Avevo paura di perdere, è convinto di vincere è più facile, invece no. Hai visto come fa, si è trattenuto un po'. Sì, poi gli ha dato filo da torcere le zampe, che comunque è una cavalla positiva. Buona, ottima cavalla, infatti avevo paura solo di lei. L'unica femmina credo in attività in Sardegna. Bene, questa è la vittoria numero, non mi ricordo, la aggiorneremo nella puntata. Quindi complimenti a tutto il team. Grazie. Bene, quindi abbiamo sentito Antonella Fadda e il signor Franco De Rio, che lì per lì non ricordavamo le vittorie di Vulcano Balbo Norveggio, ma sono 6 in carriera, quindi 2 in questo 2020, sempre un bel feeling con Antonella Fadda, l'avevamo ricordato anche, anzi rimarcato ed evidenziato nella vittoria di Sassari e si è confermato nuovamente una bella accoppiata. Vulcano Balbo Norveggio, tra l'altro, conferma le sue qualità, essendo il miglior puro sangue arabo in attività per numero di vittorie e somme vinte. Quindi complimenti anche a tutto il team di Vulcano Balbo Norveggio. Passiamo ora velocemente alla corsa dei 3 anni, anche questa è una reclamabile sui 1600 metri per puro sangue arabo di 3 anni, corsa che ha visto in avanti Bonorvese, Brahma, Bidunelle di Barbagia in giubba viola all'interno, all'esterno anche la debuttante Brahma del Salute, ma ci portiamo alla retta, alla curva finale, dove la debuttante Brahma del Salute ha offerto davvero una bella prova che lascia ben sperare per il futuro per il suo team. Qua c'è Brahma, Bidunelle di Barbagia, viaggia in mano, intanto nel frattempo si fa sotto anche Ballu di lui. Si entra in retta con Brahma del Salute davanti, Bidunelle con in sella Pasquale Salis, prende ora la pedalata giusta per arroccarsi allo steccato e respingere Ballu di lui e poi il ritorno di Brahma. Come stiamo vedendo, Bidunelle all'interno nei confronti di Ballu di lui, Bidunelle viene a vincere nei confronti di Ballu di lui, anche qui photo finish per definire il secondo e terzo posto, che premia Ballu di lui nei confronti di Brahma. Al quarta conclusa debuttante Brahma del Salute. Quindi vittoria per Bidunelle di Barbagia, figlio dell'indagata Olga De Gavoi, segna il ritorno al successo del training di Fabrizio Pina. I colori sono quelli del signor Alfiero Mereu, terza vittoria per la scuderia per quanto riguarda il puro sangue arabo, premiata anche l'allevamento del signor Domenico Suru, perché vince già 2 corse con il pure di quest'anno, aveva vinto col debuttante Borello di Barbagia e ora con Bidunelle di Barbagia. Quindi bene così, noi ci andiamo a sentire le sensazioni di Pasquale Salis. Pasquale Salis porta a successo Bidunelle di Barbagia, varco interno e l'è portata a casa. Sì dai, il cavallo ci stava alla grande. Ho montato molto fiducioso e abbiamo vinto. Praticamente ti sei messo bene a seguire i primi. Una corsa facile, subito sui primi e poi addirittura a casa. Sì, bravo e complimenti. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche Pasquale Salis per questa vittoria di Bidunelle di Barbagia, che regala la 6ª stagionale al team di Fabrizio Pinna, quindi complimenti a tutti. Passiamo ora e chiudiamo il cerchio della 2 giorni di Chirivani con la vittoria di Nilasi, che centra il successo nella prova riservata ai gentleman. Aveva in sella Marco Gaias, una corsa combattuta come vedremo anche nel finale. Questa di Nilasi, seconda in Sardegna, aveva vinto lo stesso la prima a Sassari, sempre in GR, la volta montata da Luca Cotto. E un po' in maniera analoga ha vinto con Marco Gaias in sella. Noi ci portiamo addirittura apposta alle tribune con la frontrunner Cataleia sempre davanti, inseguita da El Cabezzon, Sciagurata. Questi erano i primi 3. Red Cross ha contatto anche Mondorame. Qua stiamo vedendo l'ingresso della curva finale con Cataleia davanti nei confronti di Sciagurata, Red Cross in terza posizione, Mondorame si fa sotto anche Rumba Star, mentre Nilasi si fa portare fino all'ingresso in retta. Ingresso in retta che vede sempre Cataleia davanti, prova con l'ausilio dello steccato a venire su, mentre si profila la giubba gialla di Rumba Star, che sembra qua che può avere la meglio. All'esterno invece c'è Nilasi, all'interno Red Cross. Passa a Red Cross che sembra aver fatto lo stacco giusto, ma poi si deve arrendere alla progressione imparabile di Nilasi, che davvero
compie un bel gesto tecnico, bravo anche Marco Gaias a crederci fino in fondo. Stiamo vedendo il replay lungo, quindi con Reddy Cross che sembrava essere passata, ma che poi si deve arrendere alla progressione di Nilasi, il portacolori della scuderia Mattia Tocco e Susanna Pinna. Quindi c'entra la seconda vittoria per i loro colori, la quinta in carriera. Un figlio di Dicky Tarpen e Nicolen Taxen, ha un fratello uterino che vince 140.000 euro in carriera in Italia, si chiama Marvin Thunder. Quindi una bella linea anche, un bel pedigree per Nilasi. Quindi vittoria per Nilasi, Reddy Cross giunta seconda, Rumba Star terza, che vedeva il debutto a Chirivani del gentleman Antonio Siri. Quindi bella prova anche per Rumba Star. Al quarto scivolata Cataleia. Ci andiamo a sentire le parole di Marco Gaias e quelle di Mattia Tocco. Marco, sono qua. Marco Gaias, ritorni in sella e ritorni alla vittoria. Sì, dai, dopo un po' di stop. Nilasi, racconta un po', forse questa è la sua tattica. Bene, mi è venuta benissimo. Quelli mi hanno portato un po' di largo, ho perso un po' di lunghezze. Però poi in fondo è un'altra categoria, bello. Sì. Lottatore, bello. Sì, complimenti Marco. Grazie Bruno. Mattia Tocco, dopo Sassari un'altra vittoria in GR. Forse Nilasi, questo è il suo modo di correre da dietro e poi fare lo spunto. Sì Bruno, la settimana scorsa abbiamo sbagliato perché forse volevamo portare la corsa a casa, quindi siamo rimasti appresso ai buoni, diciamo, per provare a fare lo spunto, ma lui proprio non diventa cavallo da corsa, non è più cavallo da corsa se corre così a tirare, deve correre a perdere, poi dopo addirittura si vede che la categoria comunque è un po' diversa dagli altri. Dai, siamo contenti comunque del risultato, Bruno. Senti, ha avuto qualche impegno ravvicinato il futuro di questo cavallo? Momentaneamente Bruno non abbiamo nessun programma, niente. Speriamo che ne esca bene, che continuiamo a portarlo avanti, visto deve mettersi un attimino in carne, sicuramente tante corse addosso, quindi aspettiamo un attimo, tanto la stagione è ancora lunga, da qua a Villacido c'è qualcosa da fare ancora. 2000 e 1600, quindi si è adattato a tutte le distanze? Sì, fuori magari anche con altre linee, ha fatto anche 2200 metri, la sabbia nel duro, è un cavallino utile, diciamo, dai, sono contento dell'acquisto. Beh, 2 vittorie. Sì, è un secondo posto, perso con 6 kg di differenza dal secondo, perso male, quindi siamo contenti. Sì, complimenti Mattia, a te, alla tua socia, a tutti. Grazie anche a voi, grazie. Bene, abbiamo sentito quindi Marco Gaias, un soddisfatto Mattia Tocco che un po' ha riscattato Nilasi la brutta prestazione dell'altra volta, dove era atteso anche non solo dal proprio team ma anche al betting, però si è rifatto subito Nilasi, quindi complimenti a tutti, un bel soggetto questo da tenere in considerazione anche per le prossime corse. Bene, abbiamo concluso, come detto, tutta la 2 giorni di Chirivani. Facciamo un salto a Capannelle per celebrare la vittoria di Bellimbusto, un puro sangue inglese di 2 anni della scuderia del signor Gaetano Ledda, che con Dario Baggio in sella ha vinto una bella condizionata dopo il bel secondo posto del debutto. Bellimbusto ha confermato di essere un bel prospetto per il futuro. Qua stiamo vedendo gli ultimi 600 finali, Bellimbusto in cape rossa arroccato allo steccato, con Dario Baggio che controlla gli avversari. Lo richiede a maggiore impegno soltanto ora nell'ultimo farlo, che Bellimbusto risponderà bene. Quindi 2 uscite, un secondo e un primo posto, questa è la prima vittoria. I colori, come detto, sono quelli sardi del signor Gaetano Ledda, Alduino Botti al training e un figlio di Helmet, ricordiamo tra tutti è il padre anche di Anda Muchacho, e la madre Just One Kiss, una Cape Cross, quindi un pedigree davvero interessante in ottica. Chissà, corse importanti e altri palcoscenici per Bellimbusto, che per ora si è tracciato un bel percorso. Ma noi ci andiamo a sentire, avvicinato a Chirivani, quindi non era presente a Roma, ne abbiamo approfittato per sentire appunto il signor Gaetano Ledda. Vai. Gaetano Ledda, siamo a Chirivani, ma siamo qui per celebrare la vittoria di Bellimbusto, i 2 anni della tua scuderia che ha vinto a Roma. Sì, ha vinto meritatamente, ha fatto una bella corsa. Dato in avanti, ha fatto andatura, ha vinto diciamo quasi facile, soddisfazione, poi vincere a Roma è sempre bello.
È più bello vincere in Sardegna, però vincere a Roma non dispiace. No, penso che sia una bella vetrina. Senti, Bellimbusto è un figlio di Helmet, si era comportato bene al debutto, lo batte un cavallo che aveva vinto poi il De Montiel, se non sbaglio. Il prospetto sembra del grande ballo. Ti ricordi, Bru? Ti dicevo, sono andato il derby. Ma adesso abbiamo fatto 2 corsette, quella qui lui era secondo e quello che ha vinto il Montiel, quindi è un buon prospetto, come dicevi. Adesso aspettiamo, faremo un'altra corsetta più avanti, magari andiamo in una condizionata, una cosa migliore di questa dal punto di vista della qualità e vediamo. Diciamo, in una stagione così complicata, ricordiamo, c'è il Pisa, c'è il Gran Criterium, quindi non mettiamo le mani avanti, calma, vediamo un po', adesso decideremo con il trainer cosa fare. Vediamo, sognando sempre sognando. Senti, questa c'è una storia un po' particolare. Sì. Una storia che avevo già raccontato, poi la racconteremo se invece una cosa. La racconteremo nella prossima puntata. Ok, grazie. Complimenti grazie, comunque. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche il signor Gaetano Ledda per questa vittoria di Bellimbusto, era appena finita l'ultima corsa, era appena finita l'ultima corsa di Chilivani dove aveva agguantato anche il terzo posto con Blue Airfield. Quindi complimenti per questo acquisto di Gaetano Ledda, che ha una storia particolare, non vi anticipo nulla, ne parleremo, chissà, ci darà occasione, gli auguriamo di parlarne nelle prossime corse per Bellimbusto. Bene, siamo in chiusura, vorrei ricordare con un pensiero, anzi stringermi anche alle famiglie di alcuni personaggi dell'ippica che sono stati colpiti da lutti, quindi abbiamo visto addirittura direttamente un personaggio dell'ippica, il padrone di Assalto, proprietario allevatore appunto di Assalto, di Pozzomaggiore, il signor Mario Marchesi, che è scomparso domenica sera, proprio quando c'erano le corse a Chilivani. Siamo stati raggiunti lì da questa triste notizia, l'abbiamo ricordato in un articolo scritto dal suo paesano Andrea Rosas, una persona molto stimata e conosciuta, ci stringiamo nuovamente al dolore della famiglia e anche a chi si appoggiava per allenare i propri cavalli, ovvero il team Congiu, Gabriele Opes in particolare, che sicuramente è stato molto colpito, così come Luca Mureddu. Quindi un saluto a loro, ci stringiamo al loro dolore, che allarghiamo anche per la famiglia Daga di Sindia, storico allevamento. Ci uniamo al dolore di Gabriele, proprietario allevatore. Giusto per riepilogare, l'allevamento Daga è lo stesso che ha vinto il derby con Notre Dame, per parlare del recente passato, gli internazionali con Scarsaro e Rumbero. Ci stringiamo al dolore di Gabriele per la perdita del padre. Un'altra scuderia importante, un allevamento importante è stata colpita da lutto, è stata quella della famiglia Gattu di Orune, che però, come per sapete, chi li conosce, trapiantata a Oschili, è morto il fratello di Giuseppe Gattu, titolare di Colori, allevatore, noto Peppino per chi lo conosce così, e noi ci stringiamo anche al dolore di questa famiglia. Peppino Gattu è sempre stato nei cavalli e ha avuto negli anni tanti successi anche di livello, preso Braghera nei Criterium Turritano, così come Saraica. Abbiamo visto recentemente vincere anche Bolero de Florinas della sua scuderia, quindi un abbraccio a tutte queste persone che hanno purtroppo subito un lutto. Bene, ci fermiamo qui, vi ringrazio per il seguito, per questi 2 giorni, per tutto, e noi ci vediamo la prossima settimana per raccontare le vicende riguardanti la 6ª giornata di corsa all'ippodromo di Chilivani, in programma domenica 13 settembre. L'Isola che galoppa vi dà appuntamento. Alla prossima. Grazie di tutto e buona serata.
Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.